L'AIL fa muro e difende il laboratorio ematologico, deve rimanere ad Aprigliano. Protestano i sindaci del Savuto Cosentino per lo stato in cui versa l'ospedale, tante promesse ma zero fatti. Il TAR ha respinto il ricorso presentato dalla candidata Saladino, Guccione resta in Consiglio regionale. Duro colpo alle cosche Serraino e Libri, arrestati capi, gregari e prestanomi dei due clan. Spacciavano droga davanti alle scuole elementari e medie, beccate dai carabinieri 4 persone. È stato trovato morto a Bisignano, strangolato da una matassa di fili di nylon. Domani turno delicato per il Cosenza in Terra Ligure e per il Crotone con il Cittadella, punti in palio pesanti per entrambe. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli: il laboratorio di Aprigliano non si tocca, pazienti, biologi, associazioni del territorio. Il presidente nazionale di AIL, il professor Amadori, oggi in Calabria per difendere quella che ha definito un'eccellenza per la nostra regione. Il trasferimento previsto dall'azienda ospedaliera, ha detto, è un vero e proprio delitto. Sognavano il futuro, un vero e proprio polo oncoematologico da ubicare nell'area del Mariano Santo, come dimostra il progetto pronto e presentato questa mattina dalla presidente dell'AIL di Cosenza, Ornella Nucci, in conferenza stampa. Ed invece l'Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi si ritrova a dover difendere strenuamente il laboratorio ematologico dell'unità di biotecnologia di Aprigliano, che l'azienda ospedaliera di Cosenza vorrebbe trasferire al laboratorio centrale. Razionalizzazione della spesa sarebbe questa la motivazione, ma i conti presentati da AIL dimostrano che personale e attrezzature della struttura non gravano affatto sull'ospedale. Da mesi ormai l'AIL sta portando avanti questa battaglia, si è alle vie legali. Abbiamo depositato, come abbiamo detto già in passato, ricorso al TAR, aspettiamo l'udienza, ma crediamo anche che la storia e le caratteristiche di questo laboratorio non si conosca fino in fondo e che probabilmente non si conosca fino in fondo quello che sta accadendo. Noi stiamo contestando la decisione commissariale, la decisione dell'azienda ospedaliera di trasferire il laboratorio, la diagnostica ematologica in altro laboratorio, ma perché vogliamo essere assolutamente certi che garantiamo i nostri pazienti e che i nostri pazienti possano avere diagnosi certificate, tempestive, come hanno qui adesso. Con i vertici dell'azienda ospedaliera nessuna interlocuzione, perché il laboratorio è da tutelare e quali sarebbero le conseguenze del trasferimento. Il danno sarebbe incalcolabile, uno su tutti, al di là di quello che è il valore nominale delle attrezzature, è la conoscenza. Una conoscenza che noi abbiamo, il know-how che noi abbiamo acquisito in questi anni, e che non può essere trasferito da nessuna parte. Non usa a mezzi termini il presidente nazionale di AIL, che definisce un delitto l'ipotesi di trasferire il laboratorio d'eccellenza. È un fiore all'occhiello che pensare che qualcuno immagini di azzerarlo, trasportarlo e portarlo magari in un ambiente dove magari non ci stanno quei criteri di validità scientifica, quelle certificazioni che sono necessarie, perché una volta che questo si sposta non fa più parte della rete LabNet, perché va a finire in un'altra struttura che deve essere riaccreditata. Ci vogliono anni per fare una cosa del genere. Chi ci va di mezzo? Il paziente affetto dalle leucemie, linfomi, mieloma, tutte queste patologie. Quindi per noi sembrava un dovere assolutamente non esimibile l'essere qui oggi per far capire alla gente, ai pazienti, all'opinione pubblica, ai giornali, ai giornalisti che questo è un delitto che non deve essere commesso, assolutamente. E ancora per la sanità ci spostiamo nella zona del Savuto, dove i sindaci chiedono che l'ospedale di Rogliano torni alla piena funzionalità. 40 posti letto inutilizzati e tanti spazi a disposizione. Smantellata l'unità di pneumologia dell'ospedale Santa Barbara di Rogliano. Un nosocomio che, ribadisce il sindaco Giovanni Altomare ai nostri microfoni, deve tornare al più presto alla piena funzionalità. Manca un raccordo istituzionale, quel raccordo che dovrebbe esserci fra l'azienda ospedaliera, i sindaci che sono sul territorio e che rappresentano la massima autorità
sanitaria, una collaborazione leale affinché non si verifichino le cose che si stanno verificando nell'ospedale di Rogliano. 40 posti letto inutilizzati, ampi spazi inutilizzati, la dialisi è ferma da prima del Covid, 2 sale operatorie modernissime sono praticamente inutilizzate. È stato smembrato un reparto di pneumologia che è stato in questi mesi giustamente spostato lì dove ci sono stati, dove c'è stato l'ospedale Codivo a Cosenza, dove anch'io sono stato ricoverato, dove è un'eccellenza, io dico calabrese, quella della pneumologia. Essendo spostato lì però non ci sono i laboratori e le strumentazioni dei laboratori sono ammucchiate in una stanza che avete visto e che state vedendo, dove invece a Rogliano ci sono ampi spazi da utilizzare col distanziamento sociale che ci deve essere, con tutte quelle precauzioni che questo momento, diciamo così, pone in essere. Quindi ci vuole buon senso affinché, diciamo, si possano dare risposte ai cittadini. E vi dico di più, se uno deve fare una visita diciamo così, al reparto di pneumologia non si può fare perché non ci sono gli ambulatori, mentre Rogliano era un'eccellenza, è stato 5 anni, diciamo, la pneumologia a Rogliano con risultati altrettanto positivi, con un'equipe medica di tutto rispetto, a cominciare dal primario ai suoi collaboratori. Quindi non si capisce qual è la ratio, o meglio, io lo capisco, noi lo capiamo, si vuole da anni, da oltre più di 20 anni, si vuole smembrare questo ospedale. Si è cercata un'interlocuzione con i vertici dell'azienda ospedaliera di Cosenza, ma senza risultati concreti. Io ho fatto una serie di lettere, l'ultima è quella con cui ho allegato una foto e non ho ricevuto risposta. Ho ricevuto risposta al documento dei sindaci, una risposta che non ve la leggo perché non vale la pena nemmeno leggerla, diciamo così, perché è una risposta che non si va nemmeno dare a 20 sindaci. Non si può dire che l'ospedale è Codiv e qualora finisce la pandemia l'ospedale, diciamo così, auspicano che l'ospedale diventi come prima. Noi non ci crediamo perché questa è una strategia alla quale noi ci opponiamo, perché cambiano i manager ma non cambiano le persone, i medici, le lobby mediche cosentine che da anni ormai vogliono che questo ospedale chiuda i suoi battenti perché probabilmente dà fastidio, e noi, diciamo, vogliamo continuare a batterci per questo ospedale. Se non arriveranno risposte concrete, avvertono i sindaci del Savuto, saremo costretti ad azioni di protesta eclatanti. Molti cittadini ci stanno, diciamo, incitando a fare un'azione eclatante. Io sono contro l'azione eclatante, ma a questo punto devo dare ragione ai miei concittadini, ai cittadini del Savuto, di fare un'azione incisiva all'azienda ospedaliera, portando lì le persone con tutti i sindaci per protestare vivamente su questa vicenda. E a proposito di sanità, parliamo di coronavirus perché è stato disposto il divieto di ingresso per chi arriva da paesi a rischio. Lo ha disposto un'ordinanza firmata proprio dal Ministro della Salute Roberto Speranza, divieto di ingresso o transito in Italia per chi nei 14 giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in 13 paesi, fra cui Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia, Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana. Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta, non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi, ha detto Speranza. Intanto, per quanto riguarda il bollettino regionale, oggi in Calabria 0 contagi. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 100.551 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.185, 0 in più rispetto a ieri, quelle negative 99.366. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 182 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 2 in isolamento domiciliare, 433 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 3 in reparto, 17 in isolamento domiciliare, 256 guariti e 19 deceduti; a Crotone 1 in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti, e a Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare, 77 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute
decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 7.897. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Parliamo adesso di politica, perché il TAR ha respinto il ricorso presentato dalla candidata Saladino. Guccione quindi resta in Consiglio regionale. Guccione resta consigliere regionale, lo ha deciso il Tribunale amministrativo per la Calabria, che ha rigettato il ricorso proposto da Maria Saladino, candidata alle ultime elezioni regionali con la lista del Partito Democratico. La candidata si era rivolta al TAR per ottenere l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Cosenza Nord presso il Tribunale di Cosenza relativo all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria del 26 gennaio 2020, nella parte in cui viene proclamato eletto alla carica di consigliere regionale Carlo Guccione. Secondo la legge, per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio Centrale Regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale. Soddisfatto Carlo Guccione per l'esito positivo della sentenza, che dice conferma l'elezione legittima, Maria Saladino invece è stata condannata al pagamento delle spese legali. Stessa sorte per il ricorso presentato da Raffaele Mammoliti, che aveva impugnato i risultati elettorali confermando nella carica di consigliere regionale Luigi Tassone. Nella circoscrizione centro infatti erano risultati eletti per il Partito Democratico Libero Notarangelo e Luigi Tassone, quest'ultimo con una 70 di preferenze in più rispetto al ricorrente. Tassone ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando la volontà di continuare ad impegnarsi per la Calabria e per i calabresi, portando avanti le giuste istanze dei cittadini e i valori del Partito Democratico. Parliamo adesso di cronaca. 12 gli arresti a Reggio Calabria, il blitz contro le cosche Ferraino e Libri. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, il boss Maurizio Cortese gestiva dal carcere gli affari illeciti proprio della cosca. C'è di tutto nelle contestazioni che la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria fa nei confronti di 12 persone, tutte organiche alla potente cosca Serraino Libri, arrestate questa mattina, 11 in carcere e una agli arresti domiciliari dalla Polizia di Stato. Capi, luogotenenti affiliati sono accusati a vario titolo di estorsione, intestazione fittizia, corruzione e altri reati. Per tutti, senza distinzione invece, viene contestata l'associazione mafiosa. L'hanno chiamata pedigree l'operazione. Pare proprio che il profilo criminale di alcuni degli arrestati sia di assoluto spessore. Gli investigatori della squadra mobile, con i loro colleghi dei reparti prevenzione crimine, hanno potuto ricostruire nuove gerarchie e la capacità di alcuni di scalare le vette dell''ndrangheta. In modo particolare è stata ricostruita l'ascesa ai vertici della cosca Serraino di Maurizio Cortese. Cortese Maurizio, della latitante, viene arrestato nel 2017, si avvia un'attività di indagine, anche perché in sede di arresto vengono rinvenuti, tra virgolette, dei pizzini, delle missive che ci danno un maggior conto dello spessore criminale che aveva il Cortese Maurizio. Da questa indagine registriamo tutta una serie di condotte che fanno riferimento anche al ruolo centrale di Cortese Maurizio, sebbene detenuto, e questo è uno degli aspetti di maggiore interesse che purtroppo ancora una volta ci dà contezza di come dal carcere molti criminali riescono ancora a comunicare attraverso l'utilizzo di telefoni cellulari. Cortese Maurizio si era procurato all'interno del carcere dove era ospitato di un telefono cellulare e attraverso questo dava disposizioni criminali sulle operazioni di estorsione che dovevano essere eseguite, su come dovevano essere eseguite, quindi tutta una serie di indicazioni criminali anche in relazione a quei 2 episodi a cui faceva riferimento lei, gli attentati del 2019 che oggi hanno una chiara lettura.
Da Reggio a Cosenza, in provincia di Cosenza, dove spacciavano droga anche ai minorenni, 4 le misure cautelari che sono state eseguite proprio a Cariati dai carabinieri, 2 sono finiti in carcere, mentre per altre 2 persone è stato disposto il divieto di dimora. Nel blitz coinvolti 3 componenti dello stesso nucleo familiare. La vendita di droga, soprattutto marijuana, era non stop. A qualsiasi ora del giorno e della notte i clienti potevano rivolgersi al gruppo per procurarsi le dosi e lo spaccio avveniva anche nei pressi delle scuole elementari e medie. Tra gli assuntori infatti c'erano anche i minorenni. E quanto emerso dall'indagine condotta dai carabinieri a Cariati, che stamattina hanno arrestato 2 persone, una 54enne e un 20enne, mentre per altri 2, padre e figlio, un 63enne e un 26enne, è stato disposto il divieto di dimora nelle province di Cosenza e Crotone. Le indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari sono partite nel marzo dello scorso anno, dopo le segnalazioni arrivate da alcuni genitori che avevano notato strani movimenti davanti alle scuole frequentate dai loro figli. I carabinieri hanno così scoperto un efficiente sistema di spaccio, per lo più di marijuana. Nel corso dell'attività, tuttavia, sono state sequestrate anche delle modiche quantità di cocaina. Le 2 persone finite oggi in carcere, secondo gli inquirenti, avrebbero gestito da un lato una fitta e ampia rete di spaccio che abbracciava soggetti residenti anche nei comuni limitrofi come Mandatoriccio e Crucoli, e dall'altro un'intensa attività di vendita locale grazie alla complicità del marito e del figlio della donna, il 63enne e il 20enne. Gli inquirenti nel corso delle indagini hanno installato delle videocamere nei pressi delle abitazioni degli indagati, captando anche le loro conversazioni. È stato così accertato come i 2 arrestati fossero tra loro in piena sinergia, tanto da arrivare in alcuni casi a scambi di clientela quando lo stupefacente in possesso dell'uno e dell'altra non fosse subito disponibile. Per evitare controlli poi preferivano trattare piccole quantità di droga. In questo modo, in caso di sequestri da parte delle forze dell'ordine, avrebbero limitato anche le perdite economiche. In pochi mesi i carabinieri hanno registrato oltre 500 episodi di spaccio. Nel corso del blitz di oggi i militari hanno effettuato una serie di perquisizioni domiciliari nei confronti di altri 12 indagati, tra cui 4 minori, uno dei quali risiede a Genova. In alcune case sono stati rinvenuti 14 grammi di marijuana insieme a 3 bilancini di precisione e contanti per 1.500 euro. Adesso ci spostiamo a Catanzaro, dove è stato trovato e fatto brillare un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. 3, 2, 1... Questo è il momento esatto in cui è stato fatto brillare l'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovato in una zona periferica di Catanzaro. La scoperta è stata fatta da alcuni operai che stavano effettuando dei lavori che hanno avvertito i carabinieri. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Catanzaro, che hanno identificato il manufatto quale bomba da mortaio italiana HE da 81 mm a grande capacità inesplosa, una tipologia di ordigno utilizzata dalle truppe italiane durante il secondo conflitto bellico mondiale, in dotazione all'esercito italiano fino agli anni '80. Su disposizione della Procura di Catanzaro, l'ordigno è stato trasportato in sicurezza a cura degli artificieri in una cava ritenuta idonea per le successive operazioni di bonifica e distruzione. Ancora la cronaca ci porta a Reggio Calabria, dove apprendo dal mio legale, queste sono le parole di Luigi Incarnato, il legale si chiama Franz Caruso, della decisione del riesame del Tribunale di Reggio relativa all'inchiesta del 2017 proprio sulla depurazione a Reggio Calabria. E quanto afferma in una dichiarazione l'ex assessore regionale ai lavori pubblici e consulente dell'ex presidente della regione Mario Oliverio proprio sul servizio idrico integrato. Il Tribunale di Reggio, aggiunge Incarnato, ha deciso sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto del GIP, con la quale si chiedeva l'arresto di tutti gli indagati. Anche il riesame non ha accolto la richiesta di arresto reiterata dal PM in sede di ricorso in appello e ha applicato nei miei confronti la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubblici uffici o servizi per la durata di 12 mesi, provvedimento non esecutivo e quindi sospeso sino a quando la decisione non sarà definitiva.
Da 5 anni a Cosenza viene eseguita una tecnica che prevede l'utilizzo del laser per la cura dell'ipertrofia prostatica benigna. La Madonnina è una delle strutture che in Italia dove ad oggi si pratica questa tecnica mini invasiva ed efficace. La seconda si trova a Milano. Una tecnica mini-invasiva per la cura dell'ipertrofia prostatica benigna. L'intervento di ablazione laser interstiziale transperineale ecoguidata da 5 anni viene effettuato a Cosenza nella clinica La Madonnina, riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale come una delle 2 strutture dove ad oggi si pratica questa tecnica. La seconda è a Milano. Renato Esposito, endocrinologo esperto di ecografia interventistica, sottolinea che si tratta dell'unica tecnica al mondo che si fa in anestesia locale. È una metodica, ripeto, che si fa in anestesia locale, quindi priva di effetti collaterali gravi e senza quasi nessuna controindicazione, e non riguarda nessun tipo di età né di volume prostatico. Noi possiamo affrontare volumi che vanno dai 35-40 ml anche ai 200 ml. La durata dell'intervento in genere è una ventina di minuti. Questa tecnica mini-invasiva è stata anche oggetto di pubblicazioni scientifiche internazionali. Numerosi gli interventi effettuati in questi 5 anni nella struttura sanitaria cosentina con ottimi risultati, e tra i pazienti del dottor Esposito anche il professor Francesco Rossi, già assessore regionale alla pianificazione territoriale e urbanistica. La qualità dell'intervento, la qualità della degenza, la qualità poi successiva all'intervento si è rivelata straordinaria. Ci ho recuperato perfettamente tutte le mie funzioni. Perché rilascio questa intervista? Perché credo che la Calabria abbia necessità di eccellenze. Ci sono, vanno valorizzate. Curarsi in Calabria dunque è possibile. Il futuro della sanità sta nella qualità ed è stato il nostro medico che ci ha sottoposto questo problema dell'ipertrofia prostatica benigna e di questa soluzione con il laser, che evitava un intervento tradizionale e vedeva l'anestesia generale o l'anestesia quella spinale. Se noi consideriamo che per eseguire questo intervento c'è solamente la necessità di un'anestesia locale, quindi capisce bene che questa tipologia di intervento la può fare qualunque tipologia di paziente, quindi anche i cardiopatici. E sono tante le cicogne che a partire dalla primavera nidificano in Calabria, qualcuna muore sempre per colpa dell'uomo ed è successo anche questa volta nelle campagne di Bisignano. I volontari della LIPU sono impegnati in questo periodo nelle operazioni di inanellamento condotte con gli esperti dell'ISPRA. Oggetto della loro attenzione sono gli esemplari di cicogna bianca che nidificano nella Valle del Crati e nella Sibaritide, scegliendo la vetta dei tralicci dell'energia elettrica. Il progetto Cicogna Bianca, lanciato dalla LIPU e al quale collabora anche l'Enel, ha permesso di installare decine di piattaforme artificiali su vari tralicci e oggi sono ben 30 le coppie che vi nidificano regolarmente. Le nascite sono state oltre 600 dal 2003, ma qualcosa a volte va storto per colpa dell'uomo. Le immagini di Francesco Pacenza mostrano i tecnici dell'Enel, tra di loro anche una donna, impegnati nei consueti controlli, ma che questa volta hanno fatto scoprire nel territorio di Bisignano un nido che ospitava anche un piccolo morto. È rimasto impigliato in una matassa di fili di nylon ed è morto strangolato. Le cicogne, infatti, per realizzare il nido raccolgono ciò che trovano, anche i rifiuti e anche tanta plastica. E così l'uomo diventa, per la sua sciatteria, causa di morte per questi straordinari animali. Per fortuna il suo fratellino, anche se ferito ad una zampa, invece è sopravvissuto, è stato liberato non senza fatica dal filo di nylon, troppo resistente perché potesse reciderlo da solo. Ora gli è stato applicato sulla zampa non ferita l'anello identificatore, il cui codice verrà inserito in una banca dati accessibile ai ricercatori di tutto il mondo, per tracciarne gli spostamenti e valutare anche l'età dell'esemplare. È stato tagliato un abete nella villetta di Serra Pedace. Gli abitanti, attraverso una lettera scritta da 2 legali, chiedono spiegazioni al comune.
Ecco cosa resta del maestoso abete, un cumulo di terra e il vuoto nella villetta di località Serra Pedace a Casali del Manco. L'albero è stato tagliato ad inizio luglio, i residenti al risveglio hanno trovato la brutta sorpresa. In paese è stata avviata una raccolta di firme, dato mandato agli avvocati Gabriella Arcuri e Katia Chimenti, che in una lettera inviata al municipio chiedono chiarimenti. Non ci risulta, scrivono nella missiva, che sia stato pubblicato un avviso da parte dell'amministrazione comunale che rendesse noto ai cittadini i motivi plausibili del gesto. Si chiede, scrivono infine i legali, che vengano fornite le motivazioni che hanno reso necessario il taglio dell'albero in scrupoloso rispetto della normativa del settore. Restano tante domande, al momento senza risposta. Restano le foto nostalgiche di un abete che sapeva essere suggestivo in tutte le stagioni. Resta da capire se sono state rispettate le leggi vigenti in materia. Un paese che si sente defraudato di un simbolo e vuole capire cosa sia davvero accaduto, se ci sono delle responsabilità, chi e perché ha assunto questa decisione. Ora parliamo di sport, di calcio di Serie B, perché domani si torna in campo, i lupi saranno impegnati in trasferta alla Spezia, mentre il Crotone giocherà a Cittadella. 19 i punti di distacco, quasi un testacoda fra lo Spezia e il Cosenza, che è partito alla volta della Liguria per giocarsi le ultime chance di salvezza. In queste 6 gare che restano dopo lo scivolone interno con l'Ascoli, i lupi devono riprendere il cammino interrotto bruscamente se sperano di rientrare nella lotteria dei play-out. Sicuramente dalla prima gara per noi è un dentro fuori, quindi l'abbiamo detto nella prima conferenza, dove sapevamo e sappiamo che la classifica ci dice che ogni partita per noi è vitale, ma non per questo alle prime difficoltà ci dobbiamo fermare, assolutamente. Abbiamo detto che alla fine di queste 10 partite tireremo le somme, vedremo cosa dice la nostra classifica. Avevamo detto che doveva iniziare un nuovo campionato e vediamo cosa dice questo nuovo campionato di 10 partite. Dall'altra parte i bianconeri cercano riscatto dopo 2 sconfitte di fila. Guai a parlare di turnover con Occhiuzzi, perché sentite cosa ha detto in conferenza prima della partenza per il ritiro. Turnover, non capisco quando si dice di turnover. In 10 gare ravvicinate con un gruppo di 25 ragazzi che stanno andando tutti a 3.000, non c'è una questione di turnover. Sicuramente guardo agli equilibri della squadra. Io non do dei premi, perché se dovessi dare dei premi li dovrei dare a tutti, perché stanno allenando tutti bene, tutti a 3.000. Quindi per me non si tratta di turnover. Le scelte vengono fatte per il momento, per l'equilibrio, anche la condizione dopo 3 gare, dopo gare ravvicinate di alcuni elementi, quindi per forza di cose devi fare delle scelte, ma le fai con tranquillità, perché, ripeto, qua sono per me tutti titolari e tutti stanno cercando di conquistarsi una maglia per dare il loro contributo in campo. Al Tombolato una sfida per il secondo posto, occupato al momento dal Crotone, che affronterà il Cittadella con convinzione e determinazione. Come poi è accaduto nelle ultime partite, sicuramente ci sono avversari temibili, importanti, in forma, però siamo in forma anche noi, l'abbiamo dimostrato, e quindi andremo a disputare un'altra partita importante su un campo importante, perché reputo Cittadella una delle big del campionato, sta dimostrando nei fatti che è ancora una big, e quindi l'affronteremo con la massima attenzione, come abbiamo fatto queste ultime partite. L'obiettivo è sempre più alla portata dei pitagorici, che sognano un ritorno in Serie A. I ragazzi hanno fatto molto bene, non soltanto loro, stanno crescendo tutti, questo mi fa piacere, ma stanno crescendo anche non soltanto sotto l'aspetto fisico, ma anche sotto l'aspetto mentale, anche chi non sta giocando, e questo è un'ulteriore conferma di quanto la rosa ci tenga a mantenere questa posizione, e la rosa che soprattutto chi non gioca, che ci tiene a voler entrare in campo, e quindi sono assolutamente contento, soprattutto di chi non sta giocando. Adesso parliamo di musica, che ci porta a Castrovillari. Ritroverai tutte le cose che
La prima serata di spettacolo dal vivo dopo il periodo di lockdown nel chiostro del comune di Castrovillari con il salotto di Sasà Calabrese. Arrivederci, per una volta ancora. Musicista e autore, da tempo inserito nel mondo della canzone, con diverse collaborazioni di prestigio come Mariella Nava, Anna Mazzamauro, Enrico Ruggeri, Mario Venuti, Rossana Casale, Gio Barbieri, solo per citarne alcuni, che durante il confinamento forzato dovuto al Covid-19 ha tenuto compagnia attraverso i social, in salotto quello di casa sua. Questa sera potremmo fare qualcosa con il pubblico, finalmente potremmo vedere, non dico abbracciare, ma almeno guardare gli occhi, no? Magari abbracciarli proprio con gli occhi, quindi finalmente si ritorna alla musica dal vivo con le giuste misure di sicurezza. Stasera racconteremo un po' quello che è la scuola genovese, quindi da dove è nata la musica d'autore, no? Quindi chi sono stati proprio capostipiti, quindi Lauzi, Bindi, Gino Paoli, Luigi Tenco, Fabrizio De André fino al nuovo Ivano Fossati. Per niente facili, uomini sempre poco affezionati. Tutti i luoghi di vita e di ispirazione di Fabrizio De André. Ho la curiosità di una ragazza irriverente che li avvicina solo per il suo dubbio impertinente. Ospite del primo salotto di Sasà Calabrese, il giovane musicista cantautore moranese Carlo Iazzolino. Com'è che non riesci più a volare? Per me è una responsabilità, ripeto, stare vicino a una persona come Sasà, un vero professionista del settore. Adesso vediamo l'andamento della borsa. Seduta in calo per le borse europee. I mercati scontano ancora i timori legati alla diffusione della pandemia, che continua a registrare numeri preoccupanti soprattutto in alcuni stati americani, ma anche in Australia e in India. A ciò si aggiungono le nuove stime per l'economia dell'Eurozona pubblicate dalla Commissione UE, che prevedono per il 2020 una contrazione dell'8,7% e per l'Italia è atteso addirittura un meno 11,2%. Inoltre l'OCSE ha reso noto che, nello scenario migliore, l'occupazione dovrebbe diminuire del 4,1% nel 2020 e crescere dell'1,6% nel 2021, con un tasso di disoccupazione nei paesi industrializzati del 9,4% entro fine 2020 e del 7,7% nel 2021. Il FTSE MIB termina poco mosso a meno 0,1%, in rosso anche il FTSE 100 di Londra a meno 1,5%, l'Ibex 35 di Madrid a meno 1,3%, il DAX di Francoforte a meno 0,9% e il CAC 40 di Parigi a meno 0,7%. Oltreoceano viaggiano contrastati il Dow Jones a meno 0,7%, l'S&P 500 a meno 0,1% e il Nasdaq a più 0,5%. Sul Forex l'euro-dollaro si attesta a 1,13, mentre il cambio tra biglietto verde e yen viaggia in area 107,6. Tra le materie prime avanzano lievemente le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,5% a $43,3 e il WTI a più 0,3% a $40,7 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si riduce lievemente a 164 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,21%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap gli acquisti premiano soprattutto di Asorin e Moncler a più 2,2% e Prysmian a più 2,1%, mentre chiude in coda al FTSE MIB Telecom Italia a meno 3,2%. Grazie e buon proseguimento di serata! Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.